Bentornati su G-Science TV per un nuovo appuntamento di formazione nell'ambito del secondo ciclo di estate GIS, GIS and Science per il clima, la società e il territorio. Quest'oggi saremo in compagnia del dottor Andrea Semenzato, masterizzato presso il nostro Master in G-Science e Sistemi a pilotaggio remoto, che vorrà condividere con tutti quanti noi una metodologia ripetibile che vede l'utilizzo di immagini satellitari, immagini telerilevate dai sensori radar che equipaggiano la coppia di satelliti Sentinel-1 della Commissione europea. Ed è proprio attraverso queste immagini SAR che andremo a capire come mappare e monitorare il consumo di suolo sulla regione Veneto. Infatti ci tengo particolarmente a sottolineare l'importanza di queste sinergie che si vengono a creare tra il Master in G-Science, il nostro gruppo di ricerca sulla sostenibilità urbana, ma soprattutto i corsisti che seguono dei percorsi virtuosi come quello di Andrea Semenzato e ancora le aziende, gli enti e la pubblica amministrazione come Regione Veneto, presso cui il dottor Semenzato ha seguito questo percorso, che infatti al giorno d'oggi vede una pubblicazione su una rivista internazionale Open Access, International Journal of Geoinformation. Io vi ringrazio, continuate a seguirci e se i nostri contenuti sono di vostro gradimento, cliccate iscriviti qui in basso a destra. Buona giornata a tutti quanti voi. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Abbiamo ripreso questa attività del mercoledì e il tema di oggi è consumo di suolo con dati SAR. E abbiamo chiuso la prima parte di strategie toccando il tema del consumo di suolo. Riprendiamo con questa parte ancora sul consumo di suolo. Cosa cambia? Vedremo soprattutto l'uso di nuove tipologie di dati, e in particolare i sensori radar che equipaggiano i satelliti Sentinel, e sono dati molto interessanti che ci permettono di studiare con continuità il consumo di suolo. Sono dati un po' complessi da trattare, ecco allora perché viene presentata una metodologia che è ripetibile e che può essere utilizzata in diversi contesti e che è tutta open. Open sono i dati, perché i dati satellitari europei sono gratuiti e disponibili con continuità. Open source è il software. E sono contento che ci accompagna in questo pomeriggio Andrea Semenzato. Andrea Semenzato è un masterizzato del 2018-2019, si è masterizzato a settembre dello scorso anno. E la cosa bella di Andrea, ha svolto uno stage presso Regione Veneto dove ha messo a punto questa metodologia operativa, quindi di alto livello scientifico ma anche operativa, pratica, che può essere utilizzata nelle regioni potenzialmente di tutto il mondo per monitorare il consumo di suolo. Ha presentato il suo project work, il suo elaborato finale nel corso dell'esame finale del master, si è masterizzato, ha trovato lavoro presso un'azienda dove continua a lavorare e da febbraio dello scorso anno ha fatto il driver di un lavoro di gruppo di ricerca, come spesso si fa quando si scrive un articolo scientifico, si lavora in gruppo, ognuno fa un pezzetto, ma ci vuole chi fa la regia, e che dice prova qui, fai di, eccetera, se no senza la regia non si va da nessuna parte. Benissimo. Andrea ha fatto la regia di questo bellissimo articolo che è uscito il 7 di giugno in una rivista scientifica internazionale. Questo ci dice che si può fare formazione, si può fare ricerca applicata, e tutto questo chiaramente deve essere compatibile con la vita, cioè non è che uno il giorno che si è laureato pubblica la tesi, no, si è laureato, poi si prende un po' di tempo e poi prende in mano la tesi, ci tira fuori un articolo, la stessa logica, cioè si prende un po' di tempo, ci si cerca del lavoro e come diceva Milton Santos, un grande geografo brasiliano, i libri si scrivono quando si può, non quando si vuole. E allora poi capita di trovare in una prefazione di un libro qualcuno che ti dice avrei voluto scrivere questo libro 10 anni fa ma ci sono riuscito oggi, quindi con il buon senso si fa la ricerca anche con i tempi possibili. Ecco, è uscita questa ricerca, ieri abbiamo fatto una conferenza stampa, tra l'altro seguita da molte persone, c'è il video su Facebook, poi lo metteremo anche in YouTube, una conferenza stampa che ha messo a fuoco soprattutto
l'applicazione delle politiche, cioè cosa si può fare con questi dati nella gestione del territorio a livello regionale e comunale. Era presente Regione Veneto, eravamo presenti noi, abbiamo lasciato poco tempo ad Andrea Semenzato perché è una conferenza stampa, quindi è importante che poi i giornalisti che hanno partecipato colgano le cose importanti da mettere sugli articoli. È uscito qualche articolo, ne usciranno altri, però questo lavoro meritava un po' di tempo. Ecco allora che abbiamo dedicato questo primo appuntamento, la seconda fase Estate GIS con Andrea perché ci mostri il contesto, ma soprattutto il contesto metodologico, ma anche il contesto delle politiche. Cioè, oggi noi quando facciamo qualcosa in Veneto, in Italia, lo stiamo facendo in un contesto europeo e in un contesto mondiale. Ci parlerà per esempio di Agenda 2030, cos'è questo nome strano, questo numero strano e perché ci stiamo impegnando su un tema come quello del consumo di suolo. Ecco, ricordo che, come accennavo prima, il master è un luogo dove si fa ricerca, si fa attività pratica, si entra nel mondo del lavoro, eccetera, e dedicheremo alcuni giovedì nelle prossime settimane 3 Open Day, il primo sarà il 16 luglio, per chi fosse interessato presentare un attimo quali sono le specificità del master e quali sono le opportunità. Ricordo che Estate GIS è un programma che realizziamo con l'associazione GIS Hub e il Master in GIS Science e che funziona grazie a un supporto e contributo dell'Università di Padova nell'ambito delle iniziative degli studenti. Ecco, dico che vedete alle mie spalle nella parte sinistra il laboratorio GIS Hub, che è il luogo dove animiamo queste diverse attività, e in questo laboratorio si incontrano diverse generazioni di giovani e studenti, cioè studenti triennali, studenti della magistrale, studenti di master, studenti di dottorato, ricercatori. Ecco, quindi è un ambiente molto dinamico, è un ambiente in cui c'è spazio per mettersi in gioco. E questo mettersi in gioco lo si fa nell'organizzare questi eventi, ma anche nell'organizzare dei video che voi trovate nel canale YouTube. Qui ci sono video che sono di docenti, come abbiamo già detto, di docenti del master, di esperti, ma anche video di giovani. Ecco, questo perché riteniamo che ciascuno possa dare un contributo, che la conoscenza non ha solo un flusso dall'alto in basso, c'è chi insegna, chi impara, ma tutti possiamo imparare. E anche quel poco o quello che per noi è importante lo possiamo condividere. Quindi ecco, imparare e condividere è un'azione che possiamo fare continuamente, non si impara solo da qualche parte, non si insegna solo da qualche altra, ma tutti possiamo imparare in continuazione. Quindi lascio a voi, vi lascio nelle mani di Andrea, che ringrazio ancora per essere qui, a cui lascio la parola. Non so se Eugenio deve dare qualche ultima indicazione di, diciamo così, di policy di gestione, poi vi dedico e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie al professor De Marchi per la presentazione, grazie a tutti gli invitati per aver dimostrato interesse. Il professore ha già detto tutto, ma dico due ultimissime cose giusto per presentarmi. Andrea Semenzato, io sono laureato in geologia e sono appunto corsista del master della quarta edizione 2018-2019 e attualmente lavoro in un'azienda in cui continuo ad occuparmi di GIS, di scienza dell'informazione geografica e di dati satellitari. Oggi vi parlerò di consumo di suolo attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dei dati satellitari, ma non parlerò solo di dati SAR, vi farò un breve contesto, come dicevamo prima, anche su quello che è il contesto non solo italiano, europeo, ma mondiale in generale nel consumo di suolo e in particolare per l'ambiente urbanizzato. Quindi passo alla presentazione. Ok, dovreste vedere. Dunque, andando a vedere una rapida preview di quello che vi mostrerò oggi, andremo a vedere innanzitutto quelle che sono, scusate, quelle che sono le potenzialità del dato satellitare, quindi una disponibilità di dati e servizi sempre in continuo sviluppo per il monitoraggio continuo del territorio. Andremo a vedere in particolare poi come vengono utilizzati questi dati, in particolare per il monitoraggio dell'ambiente urbanizzato, e successivamente ci focalizzeremo sull'utilizzo dei dati radar, dei dati SAR,
in conclusione, per andare a vedere poi il caso di studio, che è quello relativo all'articolo scientifico che è stato citato poco fa. Quindi, andando a vedere innanzitutto quelle che sono le potenzialità del dato satellitare, andiamo a vedere quello che è il contesto, cioè il contesto di cui si parla è un contesto di sviluppo sostenibile, il contesto di Agenda 2030. Di che cosa si tratta? Agenda 2030 è un programma europeo sviluppato dalle Nazioni Unite, tramite il quale l'obiettivo è quello di raggiungere dei goal, degli obiettivi che vengono chiamati obiettivi di sviluppo sostenibile, che riguardano tutta una serie di tematiche di natura sia sociale, economica, ma anche politica ed ambientale, come ad esempio la riduzione della povertà, l'uguaglianza sociale di genere, si parla di climate change, ma anche di pace, giustizia, la vita negli oceani, eccetera, eccetera. Questi goal vengono articolati in una serie di target che permettono il monitoraggio in tutta la superficie, in tutte le nazioni, il monitoraggio di appunto questi obiettivi. Target che poi sono a loro volta articolati in indicatori di sviluppo sostenibile, indicatori per la maggior parte dei casi statistici, che danno quindi una quantificazione del raggiungimento o meno di tali obiettivi. In particolare in questo contesto ci focalizzeremo sull'obiettivo, il goal numero 11, che è quello appunto riguardo le città e comunità sostenibili. E di questo si parla anche quindi di soprattutto monitoraggio del consumo di suolo, ed in particolare in questo lavoro parleremo di impermeabilizzazione del suolo. Questa parola chiave che ha un impatto molto importante sul territorio, che va dalle scale globali come la deforestazione in Amazzonia, ma fino anche alla nostra scala, la scala locale, alla costruzione ad esempio di un parcheggio nei centri commerciali. Quindi questo è il contesto in cui andremo a parlare. Ma in questo, come i dati satellitari si inseriscono? I dati satellitari possono contribuire a raggiungere tali obiettivi proprio grazie alle loro caratteristiche, e qua andiamo a vederle. La prima caratteristica è quella di avere una copertura geografica estesa su tutta la superficie terrestre, il che significa che al giorno d'oggi, ormai da molti decenni, ogni angolo della superficie terrestre risulta coperto e osservato da un qualsiasi tipo di satellite ad oggi presente che orbita attorno al nostro pianeta. La varietà di questi sensori oggi disponibili è enorme, e la varietà di dati comporta necessariamente anche una varietà di applicazioni. Quindi poi andremo a vedere, vi farò vedere velocemente quelli che sono un esempio di dati disponibili, dati che poi contribuiscono quindi ad un monitoraggio continuo del territorio, grazie appunto alla loro disponibilità. Andiamo a vedere in particolare quelli che sono i satelliti e quindi i dati a disposizione inseriti in un programma, nel programma Copernicus, che è un programma di osservazione della Terra sviluppato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, che mette a disposizione una serie di satelliti, i cosiddetti Sentinels, che permettono di avere, come dicevamo prima, copertura globale sulla superficie terrestre, permettono di avere dei brevi tempi di rivisitazione. Significa che la stessa porzione di superficie viene ritracciata dopo tempi molto brevi, che vanno in questo caso fino addirittura ai pochi giorni. E soprattutto l'elemento più importante è che questi dati, queste immagini sono open, cioè sono immagini gratuite e accessibili a tutti, disponibili appunto per l'utilizzo. Non solo dati, ma il programma Copernicus offre anche un insieme di servizi
come questo servizio, che è il servizio di Research and User Support, il servizio RUS, del quale poi ne abbiamo fatto uso anche per il lavoro di cui andrò a parlare, ed è un servizio, anche questo, gratuito, disponibile su richiesta, che mette a disposizione una serie di macchine virtuali con tutta una serie di strumenti e software open source necessari e importantissimi per l'elaborazione e la gestione di questi dati satellitari, che, come dicevamo prima, sono in una mole molto importante, quindi è necessario avere un ambiente computazionale che sia anche in grado di gestirli. E questo servizio offre non solo queste piattaforme di gestione, ma anche un supporto sia di esperti, sia anche tramite delle attività di training e dei webinar a disposizione sulla loro piattaforma. Vi porto ad esempio un esempio del servizio che abbiamo utilizzato noi. È un servizio che, ad esempio, questo è il livello base, quindi giusto per farvi capire che a seconda del contesto richiesto si possono ottenere anche delle prestazioni migliori, quindi con un insieme 5 macchine virtuali utilizzabili da remoto, quindi da un normale browser, utilizzabili tra l'altro contemporaneamente e con uno spazio condiviso, quindi fondamentali per gestire questo tipo di dato, di nuovo gratuitamente. Andiamo a vedere, focalizzandoci poi, qual è l'utilizzo e le potenzialità che questo dato ha per il monitoraggio dell'ambiente urbanizzato. Dunque, le variabili da considerare sono molte. Come dicevamo prima, la grande disponibilità di dati si trasmette poi nel dato satellitare in tutta una serie di diverse tipologie del sensore, quindi del satellite. Satelliti che possono essere appunto di natura diversa. Abbiamo i satelliti ottici, quindi quelli che riprendono, vedete qui a destra un esempio di uno spettro elettromagnetico che vi fa vedere come la lunghezza d'onda o, diciamo meglio, l'intervallo osservato dal satellite per gli strumenti ottici sono quelli del visibile, quindi fate come esempio una comune fotocamera che riprende la superficie terrestre, ma si va anche ad altri strumenti che riprendono nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso termico, nel radar, come poi vedremo, che saremo un po' più avanti, verso sinistra, e anche strumenti che anche all'interno dei satelliti Sentinel offrono delle informazioni di tipo atmosferico, quindi ad esempio concentrazione di gas nell'atmosfera, oppure addirittura anche satelliti che osservano la Terra nelle ore notturne. Le altre grandi elementi che qui entrano in gioco e che hanno una rilevanza molto importante sono anche le risoluzioni, le famose 3R, no? La risoluzione spaziale, quindi la grandezza del pixel a terra. Qui in basso vedete un esempio, da un'alta risoluzione a una bassa risoluzione verso destra, la differenza del tipo di qualità dell'immagine, ma anche la risoluzione spettrale. Poi andremo a vedere che a seconda della parte di spettro elettromagnetico che vado a riprendere posso ottenere delle informazioni diverse. E come dicevamo prima, anche la risoluzione temporale, cioè maggiore è la frequenza con cui io riesco a riprendere una stessa porzione di territorio da satellite, maggiore sarà quindi l'utilizzo delle applicazioni che potrò avere, insomma. E un altro aspetto non poco importante da considerare è proprio il costo e la disponibilità dei dati. Vi faccio un esempio molto semplice. Se devo fare delle analisi a larga scala, quindi scusate, a piccola scala di mappa, cioè a porzioni molto grandi di superficie, dovrò quindi contenere i costi, non avrò bisogno di alte risoluzioni spaziali, alte risoluzioni geometriche a terra, ma vorrò ad esempio fare delle analisi a grande scala, utilizzerò dei satelliti gratuiti come il Sentinel che abbiamo citato prima, oppure altri satelliti come Landsat oppure Aster. Nel caso in cui invece io debba analizzare delle porzioni molto ristrette di territorio
con delle analisi di dettaglio andrò a ricercare una risoluzione geometrica molto alta, andrò su strumenti anche qui ottici e potrò permettermi di utilizzare anche dei satelliti commerciali. Per citarne alcuni, oggi abbiamo Spot, le satelliti Pleiades, che entrambi dell'agenzia spaziale francese, piuttosto che i WorldView. Andando a vedere molto rapidamente alcuni esempi di applicazioni per il monitoraggio dell'ambiente urbano tramite sensori ottici, scendendo un pochino più nel tecnico, i due grandi campi di applicazione sono appunto questi. La classificazione dell'immagine basata su oggetti, l'Object-Based Image Analysis, che vedete un esempio qui in basso a sinistra di Venezia, va a ricostruire e a classificare un'immagine satellitare sulla base della geometria, dell'area, delle proprietà di colore, ma soprattutto della forma e del rapporto di contiguità dei pixel vicine. Diversamente invece le tecniche basate su l'utilizzo dell'informazione spettrale, quindi osservata sullo spettro elettromagnetico, l'informazione viene chiamata di riflettanza o riflettività, che è legata ad un singolo pixel. E in questo caso si possono utilizzare vari metodi, dagli indici spettrali che sostanzialmente corrispondono a un calcolo matematico e aritmetico dell'informazione spettrale per estrarre determinate informazioni. Qui vedete degli indici sulla destra, l'indice normalizzato del built-up, quindi del costruito, che cercano di enfatizzare quello che è l'ambiente urbanizzato rispetto alle altre coperture del suolo, oppure algoritmi di classificazione veri e propri che poi vi mostrerò, quindi non mi dilungo. Le limitazioni purtroppo dei sensori ottici sono molte. Prima di tutto, come dicevamo prima, quella geometrica, cioè se voglio andare ad osservare un ambiente come quello urbanizzato, che è un ambiente che di solito può avere anche degli oggetti molto ben definiti e molto piccoli, piuttosto che andare a riprendere ad esempio una vasta foresta o un campo, una distesa agricola, è necessario avere una grande risoluzione geometrica, un grande grado di dettaglio, ma stessa cosa anche una risoluzione spettrale deve essere molto, molto grande. Perché la risposta che dà un ambiente urbano rispetto ad altre coperture di suolo può essere in alcuni casi indistinguibile. Molto spesso l'ambiente urbano da satelliti ottici viene facilmente confuso con il suolo nudo, ad esempio anche banalmente delle spiagge, piuttosto che del territorio non agricolo, non coltivato, che ha appunto una risposta molto simile proprio perché è composto dagli stessi elementi di cui è fatto l'ambiente urbano, tra l'altro molto variegato, quindi una complessità estremamente ampia. Altre applicazioni, sempre restando nell'ottico, possono essere l'utilizzo dell'infrarosso termico. Vedete un'immagine, un esempio qui al centro, dove però anche qui le complessità aumentano ancora di più, perché il termico può avere delle variazioni non solo stagionali ma addirittura giornaliere, che comportano una risposta da parte dell'ambiente urbanizzato che diventa quasi indistinguibile rispetto alle altre coperture di suolo. E soprattutto questi tipi di sensori hanno delle risoluzioni geometriche e anche temporali molto limitate. Un altro esempio può essere quello dell'utilizzo della luce notturna, night light come viene chiamata, che però anch'essa ha un problema di fondo, che è quello del basso contrasto tra quello che è un pixel al buio piuttosto che un pixel illuminato, proprio perché in un contesto notturno il segnale di ritorno che arriva al satellite è molto molto più basso rispetto a un'osservazione alla luce del giorno, e quindi un contrasto che si attutisce ancora di più.
Una soluzione potrebbe essere quella di unire e mettere assieme all'interno di un approccio multisensoristico tutte queste applicazioni. Ma non abbiamo ancora visto tutte quante le ipotesi. Una di queste, infatti, è proprio il sensore radar. Andiamo a vedere nello specifico. A differenza dei sensori ottici, il sensore radar è un sensore che viene chiamato attivo, il che significa che a differenza dell'ottico che osserva la superficie tramite la luce che viene riflessa dal sole, quindi come una normale fotocamera, il sensore radar invece invia lui stesso un segnale che rimbalzerà sulla superficie e ritornerà al satellite sulla base appunto di tutta una serie di proprietà del suolo, che saranno la forma, la geometria, ma anche le proprietà fisiche, insomma. Per paragonarlo a sensori più comunemente conosciuti, pensate ad esempio ai sonar delle navi, che utilizzano questo principio per spottare, per individuare particolari oggetti come i sottomarini al di sotto della superficie oceanica, nelle profondità oceaniche, oppure le centrali degli aeroporti per individuare appunto gli aerei. Il grande vantaggio di queste tecnologie è che, a differenza dei sensori ottici, sono completamente indipendenti dalla copertura nuvolosa, cioè riescono a penetrare le nuvole senza nessun problema, proprio per la loro struttura fisica, e soprattutto condizioni anche di variazioni stagionali e di illuminazione. Qui ad esempio vi mostro un esempio della lunghezza d'onda, quindi se nell'ottico prima ragionavamo su lunghezze d'onde del visibile, ora andiamo su lunghezze d'onda molto più ampie, e in particolare queste sono le bande più utilizzate, la banda L, la banda C e la banda X. Senza scendere nei dettagli, molto semplicemente, a seconda della lunghezza d'onda considerata, posso avere da una parte una maggior penetrazione di alcune superfici del suolo come il ghiaccio oppure la vegetazione, ma perdo in risoluzione, proprio perché avendo una maggiore lunghezza d'onda, quindi una minor frequenza dell'onda, avrò anche una minore energia del raggio. Scusate, torno un attimo indietro. I due tipi principali di informazioni che si possono estrarre da questo tipo di dato sono di due tipi. Una è la fase dell'onda. Immaginate quest'onda che viene inviata sulla superficie e si ascolta quello che viene chiamato l'eco di ritorno. Questo eco di ritorno posso analizzarlo tramite l'intensità, quindi l'ampiezza del segnale che mi viene ritornato, piuttosto che osservarne la fase dell'onda. Poi vedremo nel dettaglio cosa significa. Infatti, come primo esempio, andando ad osservare la fase dell'onda, una grande applicazione molto utilizzata anche recentemente per varie applicazioni è l'interferometria, cioè la registrazione di una stessa porzione di suolo ripresa in diversi momenti, permette al satellite di registrare con una precisione che arriva addirittura al centimetro, addirittura in alcuni casi fino al millimetro, eventuali spostamenti. Questo lo fa grazie a un potente strumento di calibrazione che permette di registrare il tempo di ritorno dell'onda al satellite e registrare eventuali sfasamenti di questo ordine di grandezza. Queste applicazioni sono molto utilizzate ad esempio per il monitoraggio di aree soggette a attività magmatica, come qui vedete un caso nel Vesuvio, nei Campi Flegrei, dove viene registrato in 2 anni differenti, vedete il respiro quasi dei Campi Flegrei dovuti appunto alla camera magmatica sottostante. Un altro esempio è ad esempio l'utilizzo di queste tecniche per misurare spostamenti
provocati dai terremoti, questo è un caso dell'Aquila del 2010. L'applicazione che poi abbiamo utilizzato in questo lavoro non va a ricercare e studiare la fase dell'onda, ma piuttosto l'intensità del segnale di ritorno. Perché? Perché questa intensità è legata molto correlata a il tipo di superficie che va ad incontrare. Ecco che questa tecnica viene spesso utilizzata per la classificazione vera e propria dell'uso del suolo. E questa tecnica è molto efficace nell'individuazione delle aree urbanizzate. Vi spiego perché. Se guardate nella parte in basso questo schema, vi fa vedere come superfici diverse, andando ad esempio a vedere le superfici, i corpi idrici o i corpi d'acqua, pensate a un lago ma anche al mare, il segnale che viene inviato avrà una riflessione speculare, si chiama, e quindi al satellite ritornerà praticamente un segnale nullo. Ecco perché vedete anche nell'immagine soprastante le parti questo è un caso della laguna di Venezia, le parti del mare sono tutte in nero, quindi un segnale nullo, mentre la vegetazione risponderà con un segnale che verrà diffuso in tutte le direzioni, quindi comunque un segnale abbastanza debole. Al contrario, invece, le superfici urbanizzate, proprio grazie alla loro geometria e alla loro verticalità, riescono ad agire come vengono chiamati corner reflector, quindi riflettori ad angolo, se vogliamo, e producono, grazie all'effetto che viene chiamato del doppio rimbalzo, questo segnale molto intenso che ritorna proprio al satellite e compare in un colore molto bianco e distinto rispetto alle altre coperture di suolo. Nel dettaglio andiamo a vedere quello che è il sensore radar del programma Copernicus, quindi il Sentinel-1, quello che abbiamo utilizzato nel nostro lavoro. Sentinel-1 che dispone di una coppia di satelliti, 1A e 1B, che in coppia significa osservando entrambi la stessa porzione di superficie, riescono ad avere un intervallo di rivisitazione, quindi di ripresa della stessa porzione, in un intervallo di una settimana. È uno strumento che opera appunto sulla lunghezza d'onda del radar, come dicevamo prima, in particolare nella banda C, e possiede delle diverse modalità di acquisizione che, senza scendere nel dettaglio ora vi presenterò. Le modalità di acquisizione sono 4, vedete un esempio nella sinistra. Semplicemente a seconda della modalità di acquisizione avrò una risoluzione a terra diversa, ma soprattutto avrò anche una porzione di territorio diversa. Vedete ad esempio nella Extra Wide Swath Mode, dove avrò una porzione molto grande di superficie, però allo stesso tempo perderò in risoluzione e avrò una risoluzione in questo caso di 40 metri a terra, e viene utilizzato ad esempio per l'osservazione degli oceani, del ghiaccio, piuttosto che delle zone polari. Viceversa, invece, la modalità di acquisizione utilizzata per questa applicazione è la IW, scusate, l'Interferometric Wide Swath, che permette di avere una risoluzione abbastanza ampia, quindi siamo dai 5 ai 20 metri, comparabili anche ai 10 metri ottenuti dal Sentinel-2, che è il gemello ottico del Sentinel-1, e tra l'altro il dato utilizzato è in un livello 1, per chi magari conosce già il dato, ma non scendo nei dettagli in questo caso, questo dato viene ripreso in 2 polarizzazioni. Anche qui, senza scendere nel dettaglio, molto semplicemente, a seconda dell'orientamento dell'onda, quindi della sua polarizzazione, il territorio avrà una risposta diversa, quindi è un'informazione in più che permette di distinguere le aree urbanizzate. Come dicevamo prima, il segnale che è importante osservare per questa applicazione è l'intensità del segnale, un'intensità che viene estratta tramite un processo che è automatico. Si tratta di un workflow standard applicato per tutti i dati di natura radar.
impiegato in un strumento open source, come dicevamo prima, che è il prodotto SNAP, prodotto dall'Agenzia Spaziale Europea, e permette di elaborare un'immagine molto grezza. Vedete che non è un'immagine come quella ottenuta da uno strumento ottico, quindi comparabile a quella di una comune fotocamera, ma necessita di una serie di elaborazioni. Ve le faccio vedere molto rapidamente. Dal read, che è l'input, vengono splittate, viene fatto un taglio dell'area di interesse, viene applicato l'informazione dell'orbita, vale a dire la posizione e la velocità esatte del satellite, che in genere sono disponibili solo settimane successive alla ricezione dell'immagine, fondamentali per una corretta calibrazione, che poi appunto viene calibrato, e poi una serie di operazioni che permettono la riproiezione di questi dati all'interno di un sistema di riferimento conosciuto, in questo caso è l'UTM-32N, quindi un sistema di riferimento utilizzato per la nostra area, per la regione del Veneto. Ok, una cosa in più invece, che il grande vantaggio di questa applicazione è il fatto che se prima, e ve lo faccio rivedere, scusate, le aree urbanizzate venivano già ben identificate con questo colore bianco quella che viene chiamata immagine di backscatter, cioè l'elaborazione dell'intensità del segnale, che però comunque vedete anche qui sulla destra è un dato che l'unità di misura è il decibel, quindi è un dato in scala logaritmica che presenta molte variazioni, quindi è difficile anche dire un valore sopra cui e sotto cui si può distinguere urbanizzato da no, ma questo dato può essere maggiormente migliorato tramite quella che viene chiamata l'utilizzo della coerenza interferometrica. Vale a dire che posso considerare non una, ma due immagini ottenute in date diverse sulla stessa porzione di territorio, per andare a valutarne quella che è la coerenza. Significa quanto intenso questo segnale si mantiene in due momenti diversi. E questo non fa altro che enfatizzare ancora di più il contrasto tra le aree urbanizzate da quelle non urbanizzate, proprio perché le strutture antropiche, a differenza magari di un'area vegetata piuttosto che anche un'area agricola, avrà una grande costanza sia nella forma, per ovvi motivi, ma anche nelle proprietà fisiche del materiale, che quindi permetteranno di avere in un'immagine di coerenza un segnale ancora più enfatizzato rispetto alle altre coperture. La coerenza è un dato che è molto più semplice da analizzare, banalmente va da un minimo di 0 a un massimo di 1 in valore assoluto, e vedete in questa immagine che con un colore bianco vengono enfatizzate molto meglio tutte le superfici urbanizzate, che in genere hanno valori di coerenza maggiori di 0,6-0,7. Non scendo nei dettagli delle modalità e dei processi per elaborare questa immagine. Se siete interessati, comunque avete lo spazio nelle domande. E andiamo a vedere infine un caso di studio, appunto, che è relativo all'articolo scientifico che è stato pubblicato recentemente, e che presenta l'utilizzo di queste tecniche, in particolare della coerenza interferometrica, per andare ad estrarre con dei software e dei metodi che si basano su dati, come dicevamo prima, gratuiti, e anche degli strumenti open source, quindi strumenti accessibili a tutti. Dunque, il riferimento da cui siamo partiti per l'analisi dell'area urbanizzata nel territorio della regione del Veneto è la cosiddetta banca dati di copertura del suolo, la carta di copertura del suolo. Una carta che è disponibile nella regione tramite una fotointerpretazione, quindi ogni 3 anni vengono
registrate, scattate delle foto da aereo, quindi non più da satellite, quindi con un costo anche molto più elevato, e vengono classificate in un grado di dettaglio molto ampio, fino alla scala 1 a 10.000, tutte le classi di copertura del suolo che fanno riferimento alla classificazione CORIN, forse ne avete sentito parlare. Questa carta di input, questa banca dati, è stata quindi all'interno del lavoro riclassificata, adesso vi farò vedere come, e processata fino ad avere, qui vedete nella destra, un esempio di quello che è il risultato che si vuole ottenere, cioè la rappresentazione, l'estrazione delle aree urbanizzate rispetto a tutte le altre coperture del suolo. Questa estrazione viene appunto chiamata impronta urbana o urban footprint. Per gli addetti ai lavori il procedimento utilizzato molto velocemente si tratta di un clip, quindi un ritaglio dell'area di studio. Questa carta, che è presente in formato vettoriale, viene trasformata in un formato raster, che è proprio quello utilizzato dai satelliti. Viene quindi riproiettato nel sistema di riferimento uguale a quello dei satelliti, e infine viene riclassificato selezionando appunto solo i codici, solo le classi che la leggenda CORIN ripropone come aree urbanizzate, e viene infine ricampionato ad una risoluzione che sia coerente e identica a quella utilizzata da satellite. Quindi questo è l'obiettivo a cui volevamo arrivare, ma è da capire appunto come si può arrivare a questo prodotto non più da fonti aeree, quindi, e soprattutto con risoluzioni temporali, dicevamo prima, su scala triennale, ma come possiamo ottenerlo da satellite. E un modo per farlo è l'utilizzo di algoritmi di machine learning, che permettono di classificare un'area sulla base, in questo caso andremo a vedere la classificazione supervisionata, quindi algoritmi che prendono in input tutta una serie di piccole aree di input, vengono chiamate aree di test o aree di interesse, region of interest, ROI, che vengono date in pasto all'algoritmo, che sulla base dei valori estratti da queste aree, ad esempio vado a digitalizzare tutti degli esempi di aree urbanizzate piuttosto che delle altre aree che possono essere acqua o vegetazione. L'algoritmo poi andrà a produrre una classificazione di tutta l'immagine, quindi non solo delle aree di interesse, ma di tutta l'immagine. Gli algoritmi più utilizzati in questo senso sono il maximum likelihood, che molto semplicemente attribuisce, a seconda dei valori di riflettanza, quindi chiamiamolo molto banalmente il colore ottenuto in un pixel, lo associa alla classe urbano o non urbano che avrà probabilità maggiore, e a differenza invece di un algoritmo di random forest viene chiamato alberi decisionali, che suddividono queste aree di input in delle piccole porzioni di informazioni di colore, e poi vengono suddivise sulla base di come dire, true o false, cioè degli alberi che mi distinguono una classe dall'altra sulla base delle threshold inserite. Ad esempio, questo pixel avrà un colore sul blu, e quindi verrà classificato più probabilmente come acqua piuttosto che area urbanizzata. Quindi l'esempio applicato alle immagini radar, un'immagine radar di input che qui vedete sulla destra, andando a selezionare queste aree di input su un'immagine ad alta risoluzione, ovviamente nell'ottico, cioè andiamo a distinguere manualmente le aree urbanizzate dalle altre coperture di suolo, chiaramente su piccole aree, e l'algoritmo andrà a classificare, come abbiamo visto prima per la carta di copertura, andrà a produrre un'immagine di classificazione urbana rispetto a non urbana, quindi l'impronta urbana che dicevamo prima.
E grazie appunto all'aver ottenuto questa immagine con le stesse proprietà di quelle ottenute prima dalla carta di copertura del suolo, possiamo avere una stima dell'accuratezza calcolata con l'algoritmo, scusate, con il plugin di QGIS Semi-Automatic Classification, che arrivano ad accuratezze, guardate, del 80%, ma soprattutto l'elemento più importante è che la differenza di percentuale di area urbanizzata estratta per questa superficie, che per il dato satellitare del 28%, è molto molto simile, con scarti inferiori al 2%, rispetto a quelli ottenuti dalla carta di copertura del suolo. Siamo voluti andare oltre e non solo considerare un'immagine di coerenza, ma più immagini di coerenza prese agli intervalli temporali più ampi. Qui vedete un esempio di composizione a più bande di immagini prese ad esempio in aprile, gennaio e novembre, quindi vanno a enfatizzare ancora di più, ancora maggiormente, le aree urbanizzate dalle altre superfici di copertura di suolo. Qui è un esempio appunto riapplicato sulla stessa area precedente, utilizzando l'algoritmo che prima vi dicevo, Random Forest, e la accuratezza sempre aumenta, arriviamo all'87%, con scarti rispetto alla superficie di suolo di percentuale di impronta urbana, che in questi casi è ancora inferiore al 2%. Anche utilizzando un altro algoritmo, il maximum likelihood, il risultato non cambia, se non addirittura scendiamo sotto l'1% di differenza. Abbiamo voluto applicare la stessa tecnica anche su altre aree in questo caso ristrette, a scale comunali, e le accuratezze risultano ancora dello stesso ordine di grandezza, superiore all'80%, con scarti di percentuale di impronta urbana inferiore al 2%, anche in aree molto densamente urbanizzate. Vedete a destra siamo al 40%, questa è la zona di Mestre. Ripetuto lo stesso test in ulteriori aree di studio, di nuovo alla scala provinciale. Questo è un esempio di Padova e Verona, dove ad esempio abbiamo anche un'altra componente di aree montane, nella parte nord, e i calcoli di accuratezza siamo sempre sotto, o meglio, accuratezza generale sopra l'80-85% e scarti inferiori all'1% di impronta urbana. Un ulteriore, l'ultimo approccio utilizzato è quello non più della classificazione supervisionata, cioè non ho più bisogno di andare a digitalizzare a mano queste aree di test da dare in pasto all'algoritmo, ma utilizzando questi algoritmi appunto di classificazione non supervisionata, come il K-means, riesco ad avere un approccio ancora più automatico, che quindi dall'estrazione del dato fino alla classificazione del dato posso avere appunto l'estrazione di quest'area urbanizzata. Andando a vedere di nuovo, ripetendo il test sulle stesse aree di studio, i risultati sono identici, o meglio, hanno lo stesso valore, se non in alcuni casi addirittura maggiore. Qui si arriva nell'area di Verona addirittura a accuratezze del 90% e scarti in percentuale di impronta urbana sempre inferiori all'1% rispetto a quelli estratti dalla carta di copertura del suolo. Concludendo, qual è lo scopo e l'utilizzo che questo dato può avere? L'importanza è, come dicevamo prima, il contesto di Agenda 2030, che si articola all'interno di goal come quello del goal 11, articolato a sua volta in target indicatori. Quindi queste percentuali di impronta antropica e comunque l'utilizzo di questi dati può andare a contribuire a alimentare questi indicatori, che in questo contesto riguardano ad esempio potenziare un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile, piuttosto che il favorire l'accesso a spazi verdi e spazi pubblici. Ma soprattutto, vedete l'indicatore 11.3.1, il rapporto tra il tasso di consumo di suolo e il tasso di crescita della popolazione.
Concludo risottolineando quello che è la potenzialità di un dato che sta avendo una disponibilità sempre maggiore. Oggi si sente spesso parlare di big data e soprattutto la sempre crescente consapevolezza delle policy open, quindi di dati e servizi accessibili a tutti gratuitamente, e la sempre crescente potenzialità appunto degli strumenti per elaborare questi dati. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, grazie a tutti, fermo la condivisione, ok.